I vagabondi del gusto stanno conducendo una ricerca, in realtà stiamo facendo tanto marciapiede per arrivare nei posti più belli di Vittorio Veneto. 4 trasmissioni fatte in collaborazione col Consorzio Proloco e la Proloco di Vittorio Veneto per raccontare gli inediti del buon e bello vivere di Vittorio Veneto. Serravalle in particolare, questa città bellissima, è un delirio la città, forse ancora poco conosciuta rispetto alle potenzialità turistiche che ha. Siamo con una delle vere e autentiche istituzioni locali, non per l'età, non vorrei essere frainteso, Paola, come hai cominciato la tua storia alla mitica osteria da Peo. Sì. Ma raccontaci un po'. Sì, sono partita nel 1997 nella osteria storica da Peo, sì. E lì ho gestito questa osteria nella maniera proprio più semplice possibile, con il ritorno ai cibi di una volta, più facile, il cicchetto, la trippa, il baccalà, le sardine saor, una buona ombra che deve essere assolutamente sia rossa che bianca, e via. E questo percorso lì è durato 14 anni circa, se non che poi dopo, per una serie di motivi, l'osteria è stata chiusa. Mi si è proposta più vicino, non tanto distante, insomma, sì, diciamo. questa soluzione l'ho presa, me lo sono fatta un po' addosso, come sì, vestito, vede, come abito, ecco, voglio dire, è talmente particolare, sì, come con lo stile mio, col mio caminetto, con tutti i miei tavoli, eccetera. Quindi hai recuperato anche E con una pausa di 1 mese e mezzo tra una parte e l'altra sono ripartita e sono contentissima, sono già 6 anni che sono qui. Sempre qui o l'altro Peo, no? Potrebbe essere una battuta, è sbagliata? Non è una battuta, è proprio così. È proprio così. Perché siamo sempre qui, della parte extra. Siete sempre qui, solo che vi siete spostati di 1 millimetro. Bravissimo. Cosa offri oggi a Sempre Queo? Beh, sempre continuo con una bella vetrina di cicchetti, che può essere comunque l'aperitivino, come può essere anche l'apericena, come si dice adesso. Certo. L'apericena, giusto? Sì, certo, bello. Sì. Con i nostri taglieri di affettato, gli ottimi formaggi scelti, ma la cucina è anche molto ricercata, partendo sempre dalle cose base, diciamo tipiche, un po' rivisitata giustamente perché nel tempo bisogna un pochettino, certo. Ecco, quindi buoni antipasti, buoni primi sia pesce che carne, il baccalà non manca mai, le sepe ne manco, certo. Proprio, però magari lavoriamo anche magari la mazzancolla piuttosto che adesso il filetto di branzino, la tagliata, la trippa e così. Tenendo in piedi sia l'osteria e il ristorante. Tra le altre cose, sai che noi giornalisti siamo un po' curiosi e chiediamo in giro. Dicono tra le altre porte che il rapporto qualità-prezzo è eccezionale, onesto, non vai fuori di testa per i prezzi. No, non serve neanche farlo, insomma. Materia prima si può comprare buona lo stesso e non esagerare. Senza esagerare, sì, se uno certo vuole bere champagne, quello c'è. Insomma, c'è però. Lo sai che però non possono mangiare con 20 euro, voglio dire, no? Perché c'è qualche pazzo magari che pensa di poterlo fare. Sì. Come vedi la situazione di Serravalle? Beh, se non ci fossi te intanto diminuiremo già il 20%. No, l'unione fa la forza, siamo in tanti che lavoriamo qui. Sì, ho visto che c'è una grande... Sì, c'è una grande collaborazione, noi abbiamo anche il nostro comitato tra di noi commercianti del settore ristorazione e anche commercianti proprio dei negozi. Quindi creiamo delle situazioni un po' di festa per tirare la gente. Certo. E siamo una nuova primavera per Serravalle, diciamo. Sì, diciamo che la situazione qua a Serravalle è buona, devo dire, siamo bene. Cosa vedi dietro l'angolo? Come diceva Maurizio Costanzo. Dietro l'angolo posso solo migliorare. Che bello, guarda, questo sorriso stupendo, sei proprio il volto dell'ottimismo, proprio così. Grazie e continuiamo questo percorso. Adesso parliamo dell'osteria, certo. Poi parliamo di vini e della cucina. Benissimo. Grazie.
Continua il nostro viaggio del gusto all'interno del pianeta Garbellotto, diciamo. Siamo con Andrea. Andrea, la prima domanda è quella sui prodotti stagionati e semistagionati. Abbiamo saputo prima da Massimo che avete anche voi proprio una struttura per stagionare praticamente i formaggi, li scegliete e sapete portarli al giusto livello, diciamo così, di proposta. Cosa vuol dire stagionati e semistagionati per voi? Allora, innanzitutto, come ha detto Massimo, noi siamo degli stagionatori, quindi siamo associati anche al consorzio del montaggio, quindi siamo autorizzati appunto a portare a stagionatura questo tipo di formaggio. Oltre al montaggio ci sono altri formaggi adibiti a questo processo, come possono essere tutti i vari tipi di latteria, e quindi qua rientriamo diciamo nell'ambito locale. Noi appunto preleviamo il formaggio fresco, che può andare da un 20 a un 30 giorni dalle varie latterie del circondario, e le portiamo a maturazione, quindi andiamo dai 4 mesi fino a un massimo di 10 mesi per un mezzano e dai 10 mesi in su per quanto riguarda i formaggi vecchi. Questo per dare appunto un servizio in più ai nostri ai nostri clienti e consumatori, comunque sia per la parte dell'ingrosso che per quella dello spazio ovviamente, e questo perché appunto l'esigenza del consumatore è molto varia. C'è chi predilige un gusto più dolce e più delicato, invece chi ancora predilige un gusto più deciso e piccante, quindi nel caso di formaggi più stagionati, insomma. Poi abbiamo scelto in questa cappella, questa è una cappella vera e propria, no? Religiosamente, no? Perché avete aggiunto, come dicevamo prima, anche il settore dei vini. Non a caso abbiamo messo le forme su una botte. Qual è stata la filosofia di scelta dei vini? Innanzitutto si sa che il vino si accompagna benissimo con i prodotti i rossi, poi con gli stagionati. Sì, esatto, diciamo è stato un passo dovuto appunto anche per la tradizione che ha il nostro territorio nei confronti del vino, insomma dei vini stessi. Anche in questo caso abbiamo cercato di prediligere una scelta del territorio, quindi abbiamo dei vini come può essere il Prosecco, il Merlot, il Cabernet, tutte di aziende comunque medio-piccole. Ricordiamo, ma pure, perché ho visto Gregoletto, Gregoletto, ho visto Merotto, Barone, sì. Le baite biologico. Esatto, abbiamo cercato di ricercare comunque dei prodotti che non facilmente reperibili nella grossa distribuzione e non banali soprattutto, e quindi abbiamo, come ha detto lei, le baite perlage che utilizzano diciamo degli ingredienti biologici e biodinamici per un prodotto di nicchia sì, ma di elevata qualità, insomma. Come la clientela come risposta a questa nuova proposta del punto vendita, che è più ricca ovviamente perché avete anche arricchito le scelte? Per il momento siamo contenti, insomma lo zoccolo duro diciamo la nostra clientela è molto contenta, e abbiamo ampliato anche il parco clienti, che era poi diciamo lo scopo ultimo, certo. Chiaramente era quello di curare, comunque ampliare già i prodotti che trattavamo prima e dare una gamma, altri servizi, insomma, aggiungendo dei prodotti, insomma, che prima non tenevamo. Anche perché aggiungo io, anche se non sono un grande esperto di economia, il punto vendita vuol dire cash, voglio dire, cioè, quindi più bello è, più proposte. No, ma non è un discorso idiota, cioè voglio dire, il fatto che offrite, l'avete migliorato, date nuove scelte, significa anche un afflusso per l'azienda che è reale, insomma, per carità non sarà niente rispetto al fatturato complessivo magari, però di questi tempi voglio dire. Però adesso abbiamo comunque un punto vendita che è un piccolo fiore all'occhiello per l'azienda, insomma. Potete presentare ciò che volete. Sì, un motivo di vanto, anche di orgoglio, insomma, un segnale che l'azienda Garbellotto Formaggi, insomma, che da tanti anni è presente, è ancora più presente al giorno d'oggi. Oltre i 100 anni. Adesso passiamo a parlare dei freschi e dei freschissimi. Cari signori, siamo a Serravalle di Vittorio Veneto, è un luogo della memoria per noi, no? Perché il Leon d'Oro erano dei punti dove venivamo a berci l'ombra e con i cicchetti a mangiare i piatti della tradizione. Vilma, da quanto è che lei è planata in questa osteria? E noi siamo qui appena da un anno, una nuova gestione. Ma siamo nella zona da parecchio perché avevamo gestione di un'altra trattoria più a nord, sempre qui a Serravalle. Quindi praticamente siete razza ristoratrice, diciamo così, siete nati proprio in questo settore e vi esprimete da sempre in questo settore. Beh, io so che avete trovato il Leon d'Oro, avete come avreste dovuto ricominciare da sotto zero, mi scusi la battuta, ma almeno so che avete portato nuova linfa, o sbaglio? Sì, abbiamo cercato di dare un po' più di movimento a
a un locale che ha cambiato diverse gestioni e stiamo cercando nel possibile di risollevare. La cucina tradizionale, cosa vuol dire? Ci parli dei suoi piatti? Allora, cucina tradizionale è la cucina di una volta, la cucina della mamma, la cucina delle nonne, sono i piatti che si mangiavano una volta. Noi abbiamo, a seconda della stagione, tutti i piatti che si usavano una volta. Facciamo le trippe, quando è Ferragosto c'è il baccalà tutto l'inverno, non può mancare. E quando è ora ci sono le masonette. Sì, anche come Cicchetti facciamo le polpette con la carne lessa, con la carne lessa come una volta. Una particolarità come una volta? Sì, sì. E piatti sempre della tradizione, abbiamo i bigoli in salsa, si fa l'arenga il mercoledì delle ceneri e così via. Adesso non saprei. Sì, certo, no, ma era per capire un po' la filosofia della cucina, no? Quindi è storia e tradizione, e quindi anche la capacità di andare incontro anche ai giovani, perché no? I giovani apprezzano. Anche i giovani tanti piatti non li conoscono e quando vengono presentati e assaggiano gradiscono. Certo, non bisogna essere prigionieri di pregiudizi che siccome sono giovani non possono apprezzare. L'importante è proporre, spiegare, raccontare. Purtroppo questo è il lavoro del ristoratore, non è solo quello di far bene la cucina, è anche saper offrire ed essere disponibile nei confronti della clientela per dare informazioni, diciamo così. Fate un po' i giornalisti della tavola, dico io, no? in un certo senso. La scelta di vini, Vilma? Allora, i vini usiamo semplicemente vini della zona, non vogliamo altro. Abbiamo vini veneti, bianchi o rossi, la tipica ombra nell'osteria. Con la N, ombra. Ombra e solo quelli. Certo, e vanno così, e va bene così. Sì, sono passati i tempi che bisognava tenere 500 etichette, no? Sì. Dopo andava alla fine che gli amici ristoratori se li bevevano loro perché dopo passano e nessuno li prende. Cosa si aspetta dietro l'angolo? È la classica domanda del giornalista. Come vede il futuro del Leon d'Oro? Allora, io vorrei che fosse proprio un riferimento per questo tipo di cucina, come lei diceva, anche per i giovani, dove uno può venire e ritrovare i sapori o i piatti di una volta e che ti riportino con la memoria a, come dicevo prima, alle mamme e alle nonne. Certo, un legame indissolubile con la nostra storia e con la nostra cultura, anche perché la cucina è ovviamente cultura. Bene, noi avremo altre 3 occasioni per parlare di voi, perché il progetto che stiamo sviluppando in collaborazione anche con la Proloco, il consorzio Proloco Prealpi, prevede 4-5 trasmissioni. Magari adesso che andiamo verso l'autunno dovremo assaggiare di piatti, faremo le riprese anche coi piatti, va bene? Quindi questo è un primo assaggio, no? Visto che parliamo di cucina, un primo assaggio di una degustazione che si preannuncia confortante anche per noi poveri giornalisti, che se non veniamo ad assaggiare cose buone, certo, sempre peggio in giro, se devo essere sincero, per cui sarà piacevole venire ad assaggiare la nostra storia, a tavola con la nostra storia. A voi al prossimo appuntamento. Grazie. I vagabondi del gusto sono alla ricerca un po' degli inediti del buon e bello vivere in quel di Vittorio Veneto. Qua siamo a Serravalle, una delle parti storiche insieme a Ceneda, da cui è nato poi, no, dopo la prima guerra mondiale, il comune di Vittorio Veneto. Siamo al vecchio forno. Allora, prima di tutto perché vecchio forno e dopo spieghiamo cos'è adesso invece. Il vecchio forno, quando hanno fatto il restauro del locale, hanno recuperato la porta di un vecchio panificio, stiamo parlando della fine del 1800, e hanno voluto chiamarlo così. Un secolo fa, diciamo così. Quindi il nome è rimasto a significare un'attività precedente. Diciamo di sì. Okay. Dopo c'è stata un'osteria, insomma, sono passati i tempi e dopo finalmente è arrivata la sua famiglia. Come l'avete improntato? Adesso è un bar gelateria, noi abbiamo preso la gestione e praticamente c'è la gestione la mattina, facciamo colazioni,
Poi facciamo il brunch pomeridiano con tramezzini di ottima qualità, pane fresco, ingredienti. Non simil plastica industriale. Scusi la battuta. Tutta roba fresca, il pane fresco arriva ogni mattina dal panificio, ingredienti di prima qualità, poi c'è gelateria, gelato artigianale fatto da noi, e poi cocktail vari. Adesso va il gino, notevolmente una trentina, quarantina di gin a listino con le varie toniche. Quindi così praticamente è anche una secondaria quelle che sono le tendenze e i gusti che variano. Esatto, bisogna andare a passo coi tempi e cercare di vedere cosa vuole la clientela e cercare di avvicinarsi ai loro gusti. Clientela giovane, soprattutto un po' di tutto. Un po' di tutto. Famiglie, è meglio così, bisogna un po' di tutto, sia dalle famiglie agli anziani. La mattina magari ci sono un po' più delle signore magari pensionate o cose del genere, il fine settimana ci sono più famiglie, farci due chiacchiere, esatto, un po' di tutto. Diciamo che è globale come clientela, raggruppiamo un po' tutto. Ecco, sulla gelateria mi lasci fare una notazione che non è sulla sua gelateria. Normalmente stanno aprendo un sacco di gelaterie cosiddette artigianali che dopo ricevono i bidoni industriali con dentro già il gelato. Mi scusi se lo dico, perché sa che è uno dei problemi che esiste nel suo settore questo. No, noi facciamo ancora il gelato come una volta, diciamo, fatto con, per differenza, no? Con tutti gli ingredienti naturali come si fa una volta, non con prodotti già comprati e fatti, diciamo. Questo è importantissimo perché il gusto della frutta lo facciamo con l'acqua e dopo al latte con i procedimenti diciamo naturali. Certo, scusi se mi sono permesso, ma era per marcare la differenza, giustamente, era per specificare. Non è il gelato industriale, sì, fatto, ma è proprio quello artigianale. È proprio quello artigianale. Certo, ok. Sul discorso dell'utilizzazione di eventuali semilavorati nel gelato, lei cosa pensa? Bisogna provare, però sono più dalla parte degli ingredienti naturali, cercare di usare sempre le materie magari a chilometro zero, anche se non a chilometro zero, però che siano naturali, perché a chilometro zero non si trova di tutto, si trova tutto, però che siano cose naturali e fresche, soprattutto quello è fondamentale. Certo. Allora ricordi pure il nome della gelateria e l'indirizzo. Bar Gelateria Vecchio Forno, via Martiri della Libertà 58, Serravalle, Vittorio Veneto. Giusto attaccato alla porta. I vagabondi del gusto sono a Vittorio Veneto per scoprire gli inediti del buon e bello vivere. Gigi, che ci azzecca questa bellissima enoteca Peccati di Vino? Come nasce e come nasci te come oste? Beh, la passione per creare gusti nuovi, per interesse, per far sì che la gente venga qui e si diverta prima di tutto con i prodotti, ma anche con la simpatia che abbiamo noi. Quindi tentativo di trasmettere anche uno stile di vita tutto sommato. Ma certo che sì, qui non si viene per ubriacarsi, qui si viene solo per divertirsi, per bere qualcosa di buono, concentrato, calcolato. Abbiamo le nostre collaboratrici che sanno anche intrattenere nella maniera giusta, insomma. Sì, belle ragazze, io traduco, no, alla giornalistica, no, voglio dire. Sono selezionate, non sono prese solo perché hanno bisogno di lavoro, ma sono selezionate per la simpatia, per la capacità che hanno di fare sia la cucina sia il banco. La scelta di vini, come ti sei orientato? La scelta dei vini è strettamente riservata a me e io scelgo quelli che mi piacciono di più, quelli che a mio sentore non danno problemi classici alla testa, ma ovviamente hanno sempre un certo grado alcolico. Sono vini che puoi berne per tutta la sera, ti ubriachi naturalmente perché siamo in un'enoteca, però non ti creano il cerchio alla testa. Certo, sì. Il famoso cerchio alla testa. Poi fai cucina anche, no? Come? Cosa proponi? Beh, su 4 di noi che lavoriamo qui in questa piccola attività qui, 2 sono le cuoche che si alternano, quindi abbiamo sempre la cucina pronta, soprattutto con questo i primi. Questo è importante, sempre pronta. Sempre pronta, abbiamo soprattutto i primi che fanno la differenza, poi abbiamo anche della cicchetteria così di farinacei, diciamo. Di farinacei, pronta sempre all'uso ognuno, e fa la differenza queste paste qui perché sono create al momento, non sono precotte, non hanno niente di additivi particolari per essere particolarmente buone, sono solo prodotti di una certa gamma. Cioè non è come è successo a me in un noto ristorante di Vittorio Veneto, non si dice qual è, no? Siamo andati a mangiare, vedo sul menù
una bellissima pasta, avevo il tablet, digito il nome e viene fuori il nome dell'azienda di surgelati che la danno pronta. Scusa la battuta, ho voluto ricordarlo perché mi è successo alcuni giorni. Allora, a parte che sei surgelata dovresti metterlo sul menu che utilizzi prodotti surgelati, che poi possono essere buonissimi, perché, ma così, scusa, l'ho voluta tirare fuori per dirti, ci sono nella vostra categoria persone che lavorano in maniera diversa, ovviamente, no? Cioè, mi pare di capire che è soprattutto la passione. Dopo è chiaro, la tua è un'azienda e a fine mese deve essere redditizia, però fondamentalmente questo mestiere che se non hai passione non si fa, o sbaglio? Assolutamente, hai parlato veramente in una maniera concreta, giusta. Noi non facciamo niente di precotto, non abbiamo niente oppure limitiamo il massimo i prodotti con il glutamato e quei che fanno comunque male al nostro fisico. Cerchiamo di fare una cucina sana, il più sana possibile, e con prodotti che hanno una certa gamma medio-alta. Non ci interessa, chi vuole venire qui spende quello che deve spendere, che è comunque economico, però sa che nel suo motore, cioè il nostro corpo, mette dentro dei prodotti veramente interessanti, veramente genuini, il più possibile genuini. Allora, noi questo progetto informativo dura fino, diciamo così, alla fine del 2017, quindi avremo occasione di venire con i giornalisti ad assaggiare anche la cucina, quindi ci vedremo. Questo è soltanto un primo, è stato, diciamo così, avremmo voluto addentare l'enoteca, no? Conoscerla. Dopo naturalmente ci vedremo a tavola con le tue proposte e con i colleghi giornalisti che potranno così commentare la tua passione. Grazie per averci ricevuto e dopo... Io sono ben contento di ricevere queste persone qui che probabilmente se ne intendono, per fargli capire effettivamente, per fargli gustare soprattutto effettivamente i prodotti semplici e anche naturali il più possibile che abbiamo noi, e fare un confronto diretto. Sarei ben contento. Bene. Grazie, al prossimo appuntamento. La rete dei borghi europei del gusto ha come interprete in questo caso niente po' di meno che Walter Bassanese, direttore dell'ente turistico di Buie. Walter, dove siamo e dopo presentiamo? Allora, siamo nel prosciuttificio di Mladen Dujmovic qui a Kringa, vicino a Pisino, proprio nell'Istria centrale, dove il signor... La patria dei prosciutti. La patria del prosciutto, ecco, dove il signor Dujmovic ha iniziato con questa attività già 20 anni fa. Ecco, le caratteristiche del prosciutto. Karakteristike prosciutto, prosciut je prvo od životinja starije dobi, znači 180 kg godinu dana stara životinja, posebna pasmina, posebna ishrana. Solimo i radimo na tradicionalni način kao što smo nekad radili. Dakle, samo 11., 12., 1. i 2. mjesec solimo sa čistom morskom soli, malo papra, česna i tako držimo nekih 10 do 12 dana u soli i onda ih malo prešamo samo radi formiranja oblika i prepuštamo u ovaj prostor na čistom zraku. Znači, naš pršut je bez dima, znači, a u odnosu na druge pršute je bez kože, bez masnoće i sa zdjeličnom kosti dole. Tako je zaštićen istarski pršut. Ecco, allora ha detto che il maiale di quale si produce questo prosciutto istriano non sono dei maiali piccoli, sono quelli proprio adatti per questo prodotto, quelli di 180 fino a 200 kg. Di una bella stazza. Ecco, la produzione è tipica istriana d'una volta, allora si produce praticamente nei mesi invernali, si sala una volta all'anno, la prima volta col sale qui delle saline nostre qui, da Sicciolo in poi. Da Sicciolo in poi, col sale grosso, c'è un po' di pepe, un po' d'aglio, poi si mette solo per un piccolo periodo nella smorza per dargli la forma ideale che è del prosciutto istriano, che è protetto come un prodotto di prosciutto istriano. Come se fosse una DOP italiana, tanto per capirci. Ecco, insomma, ecco. Allora si vede che senza la pelle, senza l'ardo, solo con questo osso di sotto. Pochissimo grasso, tra le altre Pochissimo cose. Grasso, così che così è il standard del prosciutto vero istriano.
e l'asciugatura, diciamo, la stagionatura avviene solo con l'aria. La stagionatura avviene solo con l'aria, qui non si fumica niente, come che si fava anche una volta, è sempre quella produzione tradizionale istriana, sull'aria pura. Znači ovo mu je godinu dana treba da stoji tu, da stađonira i ova pljesna, to je plemenita pljesni i to je zaštitni znak našeg pršuta. Allora qui si stagiona in questa aula, diciamo, per un anno, e allora questa muffa è proprio una muffa protetta, è proprio quella muffa che dice che il prosciutto sta bene. Ecco, che il prosciutto sta bene, è un marchio protetto con questa muffa del prosciutto istriano. Ecco, noi andremo adesso a Montagnana, il primo degli appuntamenti con i prosciutti europei, presenteremo il prosciutto vostro. Ecco. Montagnana è uno dei borghi più belli d'Italia, tra le altre cose, e lo confronteremo col prosciutto di Montagnana, quello Berico Euganeo, che è tutta un'altra cosa. Va bene, ringraziamo di nome, come si chiama, di nome di battesimo? Mladen Dujmovic. L'indirizzo allora diamo. Allora, Mladen Dujmovic, Kučići numero 109, znači općina Tinjan. Numero 109, Kučići numero 109, il comune di Tignan, che è la patria. Che è la culla del prosciutto proprio. Grazie a voi e al prossimo appuntamento. Grazie.